La squadra mobile di Cosenza ha tratto in arresto 8 persone accusate di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. L'operazione, denominata Due Fiumi, ha preso avvio dalla morte per overdose del giovane Marcello Pettinato, avvenuta il 3 maggio dell'anno scorso. Tra gli arrestati anche una donna, Luigina Borchetta, 27 anni. La polizia ha arrestato a Palmi con l'accusa di stalking ai danni dell'ex moglie un pregiudicato di 32 anni, Maurizio Pardeo. Gli investigatori hanno accertato che Pardeo, dopo che la moglie lo aveva lasciato, ha cominciato a perseguitarla con continue telefonate e minacce, ed ha anche tentato di speronare la vettura, ma la donna è riuscita a evitare l'urto. Alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni sono stati sparati la scorsa notte a Gioiosa Ionica, contro l'auto di Don Giuseppe Campisano, 59enne parroco della chiesa di San Rocco. Non è la prima volta che il parroco, impegnato da anni contro la criminalità organizzata e vicino all'Associazione Libera, è vittima di ritorsioni. Il COISP, sindacato di polizia, ha promosso stamattina a partire dalle 10 presso il centro accoglienza richiedenti asilo di Cortone una visita alla struttura che accoglie fino a 1400 immigrati. Lo scopo è quello di verificare sul posto le difficoltà che incontra il personale della Polizia di Stato, chiamato ad operare nel centro di accoglienza, con riferimento specifico alla rivolta verificatasi recentemente e che ha visto anche il ferimento di alcuni agenti.